Capitol Hill, quindi partiamo da questa immagine, che poi non è tanto lontana da noi, non pensate, perché è in gioco anche il ragionamento sulla più grande democrazia del mondo, o quella che si presume possa essere la più grande democrazia del mondo, che è quella degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che ricorderanno a 20 anni quello che fu l'11 settembre famoso, che si trovano compatti e coesi quando devono combattere un nemico esterno, probabilmente, aggiungo, ma che si ritrovano fratturati al loro interno. Quindi un paese che sembra diviso, perché queste sono scene oscene, ecco, proprio è il caso di dirlo. Questa è una pagina, una cartolina che viene restituita nei primi giorni di questo nuovo anno che sta seguendo purtroppo ai noi esattamente i tempi e i ritmi e le cattive, le pessime notizie che comunque sono rimbalzate continuamente per tutto quanto l'anno trascorso, quindi il 2020. Se dagli Stati Uniti arriva questa notizia, certo ci piacerebbe sapere come Giuseppi, così come è stato ribattezzato da Trump, Conte, quando il governo era giallo-verde, quindi con una trazione anche leghista all'interno e assieme al Movimento 5 Stelle, cosa pensa di quello che fu il suo giudicare l'operato di Trump e il Trump politico, ma non solo lui, perché comunque sappiamo bene che in Italia il rapporto che c'è stato con Trump è un rapporto abbastanza con gli Stati Uniti in generale, storico, che storicamente forse probabilmente andrebbe anche rivisto. In Italia la situazione è ovviamente molto complicata. Perché? Perché c'è Italia Viva, nonostante i numeri, che continua a fare la bilancia. Ogni richiesta di Renzi a Giuseppe Conte è stata in un certo qual modo esaudita dal Premier, ma non basta a Renzi, perché di fatto l'obiettivo è quello di far cadere il governo. Non si sa con quale altre mire, con quali altre ambizioni. Ma questo è un momento molto importante perché ci sono da spendere dei soldi, c'è da riequilibrare le sorti economiche di una nazione, c'è da riprendere un cammino che in questo momento ha funestato tantissime persone, tantissime famiglie, tantissimi imprenditori, che necessita ovviamente di un intervento molto serio e concreto. E giungiamo alla Calabria, una Calabria che con il facente funzioni continua a governare almeno fino all'11 aprile. Queste sono le date presunte, ma stando ai dati di quella che è la cosa più angosciante, che è quindi la pandemia, noi ci interroghiamo su quando sarà possibile probabilmente eleggere un nuovo governo regionale. Un governo regionale che attraverso appunto Spirli ha provato a fare un'ordinanza di chiusura delle scuole, ma il TAR, come al solito, attraverso poi le firme di 160 genitori, quindi diverse sigle e associazioni genitoriali, ha interrotto quelle che era invece il procrastinarsi della chiusura delle scuole. Questo poi però noi vogliamo chiederci anche, vogliamo chiedervi e vogliamo chiedere al responsabile del TAR della Calabria, ma quanto la Calabria è pronta anche da un punto di vista dei servizi per far riaprire le scuole? Perché se le scuole ammettiamo che siano in sicurezza, nonostante gli spazi sono rimasti ridotti rispetto ai grandi numeri, come il trasporto pubblico ad esempio può sopperire a un Covid che è ancora in forte dilagare, soprattutto nella nostra regione dove l'indice RT rimane alto. E a proposito di Covid, partiamo con un blocco dei primi 3 servizi. Il virus corre nonostante il lockdown. Durante le feste a Frascineto, centro del Pollino, il sindaco Angelo Catapano ha deciso di dichiarare la zona rossa. Ma cos'è accaduto? Tra i vicoli del paese si racconta di tombolate nelle case che avrebbero innescato i focolai. Eppure qui la scorsa primavera, in piena prima ondata, si registrò un solo caso, una signora tornata da Reggio Emilia. Questa volta invece i comportamenti fortemente sconsigliati ma adottati avrebbero aperto la porta al virus nel piccolo centro. L'ordinanza ha l'obiettivo di arginare i contagi e rendere possibile il tracciamento, operazione complicata. Non va meglio ad Albi, nel Catanzarese, dove l'amministrazione comunale ha deciso di sottoporre a tampone gratuito l'intera cittadinanza e consentire così lo screening della popolazione. Continua a preoccupare con numeri importanti la situazione nella Locride e nel Vibonese, in particolare nella frazione Episcopio della città di Vibo, con il sindaco
sindaco Maria Limardo, che in un post su Facebook denuncia la violazione delle quarantene e atteggiamenti che definisce irresponsabili, dicendosi indignata. E c'è un fenomeno nuovo che si fa strada nella difficile situazione, quello cioè della reticenza ad ammettere la positività singola o di un familiare, il rifiuto dell'isolamento, un modo di fare che va stigmatizzato perché compromette la salute collettiva. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza. La Calabria sarà zona arancione insieme ad Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro lo aveva anticipato nel pomeriggio ai vertici della cittadella regionale di Catanzaro. L'RT della Calabria è superiore a 1, 1,14 per essere precisi. Significa che il virus circola molto e l'indice di contagio è in crescita. Roberto Speranza, con un post su Facebook, dice: dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione. Il provvedimento del Ministero della Salute andrà in vigore da domenica 10 gennaio, una misura necessaria, secondo il ministro, che ha deciso di adottare le restrizioni sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Dal settimo piano del palazzo, intitolato Aiole Santelli, consapevoli dell'aumento dei positivi sul territorio, auspicano da parte del governo misure di tutela per le attività che resteranno chiuse, ristori veri perché non si debba scegliere tra salute e lavoro. La Calabria fa registrare l'indice RT fra i più alti delle regioni italiane. Il responsabile dell'emergenza Covid della regione Calabria, Antonio Belcastro, ai nostri microfoni dice: è un dato che non ci coglie impreparati. Ce lo aspettavamo in effetti, perché nell'ultima settimana, che è quella di riferimento del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, che è 28 dicembre, 3 gennaio, noi abbiamo avuto un'impennata dei soggetti positivi, dei casi positivi. Siamo arrivati quasi a 2000, siamo a 1896 in quella settimana. Hanno influito molto i 2 focolai grossi della provincia di Vibo Valentia, ma non solo, però siamo passati da una percentuale di casi positivi che era 3 settimane prima intorno al 7%, ad una percentuale del 12,50%, quindi abbiamo quasi raddoppiato il numero dei casi positivi nei 7 giorni precedenti, e sapevamo che l'RT sarebbe aumentato. Partivamo da un RT al 27 dicembre di 1,09, siamo arrivati ad 1,14. Da questo dato dipende anche l'ordinanza sulla scuola, emanata dal presidente facente funzioni Spirlì. Dipende da questo dato, che noi sapevamo con una tendenza in aumento, e dalla curva dei contatti, dei contagi, che sta aumentando, ha ripreso ad aumentare abbastanza con una velocità, non dico impressionante, ma importante anche questa, e quindi da far preoccupare. E anche il fatto che noi non abbiamo ancora in questo monitoraggio, in questo RT, non abbiamo ancora gli effetti delle festività natalizie, che si avranno invece a metà gennaio. Quindi a metà gennaio, in concomitanza con le riaperture, avremmo avuto questo RT, gli effetti delle festività natalizie, il problema dei trasporti. Allora si è pensato in maniera precauzionale e cautelativamente di spostare l'apertura delle scuole. Cosa che ci sembra alquanto saggia, perché con un indice RT in crescita, ovviamente, e non sapendo quali poi saranno gli effetti degli spostamenti, dei rientri per le vacanze natalizie, ci sarebbe stato da aspettare certamente quantomeno la metà di gennaio, entro il 15 gennaio. Ma capiamo cosa è successo, perché lo ha annunciato Belcastro, ma adesso esistono 2 servizi che sono relativi all'ordinanza di Spirlì e il contrordine del TAR. In serata il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato l'ordinanza. In Calabria tutte le scuole rimarranno chiuse. In una lunga diretta Facebook, Spirlì ha ribadito che è necessario tutelare i ragazzi. Le scuole superiori saranno ferme dal 7 gennaio al 31 gennaio per ora, compreso. Le scuole elementari e le scuole medie, quindi le primarie e le secondarie di primo grado,
saranno ferme per ora dal 7 gennaio a tutto il 15 di gennaio, che è la data ultima inserita nel DPCM. Gli asili invece rimarranno aperti. Gli asili li lasciamo aperti perché i bambini più piccoli sono più facilmente gestibili e gli spazi a loro disposizione sono più grandi. Spirli sa che la sua scelta farà discutere. Sono convinto che ci saranno delle polemiche, perché chiaramente qualche polemica ci sarà, però i ragazzi onestamente non me la sento di farli andare in questo momento a scuola, in un momento in cui i contagi sono veramente tanti. Da lunedì in Calabria riapriranno le scuole elementari e medie. Il TAR della Calabria ha bocciato l'ordinanza del presidente facente funzioni Nino Spirli. Per i giudici amministrativi il provvedimento è sproporzionato. Spirli è pronto al ricorso. I legali stanno lavorando, l'opposizione arriva assolutamente e io mi auguro che con la stessa rapidità utilizzata per decidere oggi, da ieri a oggi, domani si possa decidere in previsione, considerato il fatto che lunedì saremo arancioni tutti. Secondo la Regione bisognerebbe adottare un solo criterio, quello che il presidente facente funzioni definisce del buonsenso. Esiste la necessità di trovare un criterio, proprio un criterio che stabilisca oggettivamente e non ad interpretazione personale se sia mai possibile in questo momento far uscire i ragazzini, i bambini, gli adolescenti, i giovani da casa in piena e totale sicurezza per mandarli a scuola in piena totale sicurezza. E quindi questo, insomma, è quello che ci siamo anche detti all'inizio. Bisogna capire, al netto poi di quelle che sono state le precauzioni prese da ogni singolo istituto scolastico, se poi siamo riusciti a fare qualcosa per migliorare il piano dei trasporti, che sappiamo che dà dei problemi anche per quello che riguarda le scuole elementari e le scuole medie, perché lo sappiamo. È chiaro che diventa ancora più difficile per quello che riguarda le superiori, che però resteranno chiuse. Ma attendiamo quelli che sono i dati di questo ultimo weekend, a partire già ovviamente da domani. Capiremo in zona arancione quali saranno poi i numeri che ovviamente verranno restituiti a noi, considerando anche il weekend, rispetto ai tamponi che saranno effettuati, perché la situazione ci sembra abbastanza preoccupante. È preoccupante ancora di più perché esiste il piano della vaccinazione, ma qual è lo stato dell'arte dei vaccini e del piano di vaccinazione in Calabria? Questi sono 4 servizi, uno dietro l'altro, per farvi capire qual è la situazione da noi in questo momento. Altra maglia nera, la Calabria, tra le regioni italiane è ultima per somministrazione dei vaccini, a dirlo l'Agenzia Italiana del Farmaco. Il vaccino, lo ricordiamo, è su base volontaria. Hanno aderito in massa o ci sono state, come ha lasciato intendere il commissario Longo, molte defezioni. Gli operatori sanitari stanno aderendo e stanno partecipando molto massicciamente a questa campagna vaccinale, e questo ci fa ben sperare per 2 motivi: perché aumentiamo la percentuale di vaccinazione, noi dovremmo tendere al 100% degli operatori sanitari, ma anche perché sono da esempio alla restante popolazione, per la quale speriamo di arrivare al 75% di adesioni. A Cosenza questa è la situazione. Qualsiasi medico sia stato proposto la vaccinazione l'ha fatta. Abbiamo grande voglia di vaccinarci tutti, di far vaccinare tutti. E l'unica chance che abbiamo verso la libertà e quindi verso una vita normale. Nessuno di noi è contro i vaccini. Quindi lei può dire che il 100% dei medici ha detto di sì al vaccino? Certamente sì, non mi risultano indicazioni contrarie. Ieri il commissario Arcuri ha presentato il piano vaccinale per l'Italia. In Calabria esiste, c'è? Non è ancora operativo nulla qui da noi, perché manca la squadra di governo, ci sono buone volontà, sicuramente gli operatori sanitari stanno facendo sforzi enormi, la capacità esiste, però è chiaro che va coordinata, va spinta, perché siamo nella fase facile, quella cioè degli operatori sanitari, che devono essere ancora però definiti, e poi avremo quella più importante, quella di tutti i cittadini, con le priorità che questo comporterà.
Se si dovesse procedere così a rilento c'è il rischio di diseguaglianze e illegalità. Io temo in futuro, se non si organizza rapidamente, che potrebbero sorgere problemi di ordine pubblico. C'è un allarme che suscita timore e perplessità in queste ore del mancato piano vaccinale alle nostre latitudini. Anche i pediatri calabresi si dicono preoccupati. Se è vero che nelle aziende ospedaliere le vaccinazioni stanno procedendo a sprombattuto, io mi sono vaccinato l'altro ieri, c'è una condizione sul territorio che è a dir poco preoccupante, perché non ci sono in questo momento direttive uniche, c'è un rimpallo di responsabilità tra i dipartimenti di prevenzione e i distretti di chi sia la competenza reale nella gestione della vaccinazione, ma credo che qui di fatto quello che viene fuori è che qui di fatto continuiamo a essere gestiti in maniera assolutamente inadeguata rispetto a quelli che sono i problemi reali della sanità calabrese. Di fatto la situazione della mancanza del piano anti-Covid e adesso la mancanza di un piano di vaccinazione non sono altro che la punta di un iceberg ancora più grande, più maestoso, che è quello della mancanza di un progetto di sviluppo per migliorare l'assistenza sanitaria. E anche l'immobilismo degli attuali vertici sanitari credo che insomma non sia rassicurante. Io continuo a dire che questo è anche frutto del mancato coinvolgimento reale dei medici calabresi nella gestione della sanità. Noi ci siamo fatti anche promotori di un'iniziativa che è quella della costituzione di una consulta delle società medico-scientifiche regionali, proprio per dare la possibilità al commissario di avere un punto di riferimento importante per qualunque progetto di riorganizzazione, solo che però non ci chiama nessuno. Sono disposti a vaccinare i propri assistiti, i pediatri, ma nessuno ancora li ha coinvolti in questo tipo di operazione. Oramai il tempo è abbondantemente scaduto. Le dico una cosa, i pediatri perché hanno anche protestato? Perché loro dicono, noi siamo, a parte che sono disponibili a vaccinarsi tutti, ma loro dicono noi siamo disponibili anche a praticare le vaccinazioni ai nostri assistiti. Allora massima disponibilità in questo senso. Bisogna solo che qualcuno però ci chiami e ci dica allora come ci vogliamo organizzare. Corsa contro il tempo affinché il vaccino arrivi a tutti, più postazioni, più operatori. L'ipotesi che si è fatta strada in questi giorni è quella di coinvolgere anche i medici di base, ma i diretti interessati sono stati contattati? Assolutamente no, abbiamo dato la nostra disponibilità, lo stiamo dicendo, approfitto anche della sua rete televisiva per dirlo. La cosa che mi preoccupa da cittadino calabrese e da medico è che mi sarei aspettato che all'arrivo delle prime dosi di vaccino, prima dell'arrivo delle prime dosi del vaccino, ci fosse già un piano di vaccinazione, sia per i medici che lavorano, per gli infermieri che lavorano in ospedale, ma anche per i medici di famiglia e, se mi consenta, anche per il personale di segreteria che lavora con noi e anche per gli infermieri che lavorano con noi. Cioè sono persone esposte a rischio. Questa cosa per la verità non è stata fatta. Tra l'altro, una cosa importante, noi siamo abituati ad organizzare le vaccinazioni antinfluenzali, abbiamo raggiunto una grande competenza, tanto che grazie ai medici di famiglia la Calabria è stata ai primi posti in Italia per indici di vaccinazioni antinfluenzali. Abbiamo una competenza anche di tipo organizzativo che saremmo felici di mettere a disposizione del commissario e di chiunque voglia contattarci per poter essere utili alla nostra popolazione calabrese. Il commissario alla sanità in Calabria, Guido Longo, ha convocato per martedì prossimo, 12 gennaio, i presidenti degli ordini provinciali dei medici. C'è attesa per l'incontro, intanto si fa il punto sui vaccini effettuati dai sanitari su base volontaria in una regione in cui manca il piano vaccini. È la prima volta che ci viene chiesta, perché dopo tante gestioni commissariali è la prima volta che qualcuno si decide a convocare i medici per avere delle delucidazioni su quello che bisognerà fare.
Per quanto riguarda il piano di vaccinazione, è vero, non è stato predisposto per tempo e questa è una realtà. Però almeno qui devo dire, nella mia provincia, siamo partiti come diesel, siamo partiti piano, ma ora stiamo andando molto bene, tant'è che l'azienda sanitaria di Reggio Calabria, praticamente quasi tutto il personale è stato vaccinato, sia medico che infermieristico che ausiliario, e adesso stanno per essere vaccinati anche coloro che abitudinariamente vanno a frequentare l'ospedale. Per quanto riguarda l'ASP, adesso credo siano riusciti a trovare quasi completamente tutti i medici vaccinatori, ma hanno aperto numerosi punti vaccino in varie zone della provincia, per cui si sta procedendo anche abbastanza rapidamente. In questa fase di vaccinazione c'è la disponibilità dei medici a prestare la loro opera. Al di là di tutti i medici che lavorano regolarmente e sono in attività, devo dire che addirittura molti medici che sono in pensione hanno dato la disponibilità a vaccinare i colleghi presso dei punti che possono essere sistemati in varie zone della nostra provincia, perché in questo momento si sta vaccinando in base ai numeri di vaccini che sono arrivati disponibili e si sta vaccinando il personale sanitario. Il problema credo che ci sarà quando ci dovrà essere la vaccinazione di massa che riguarda tutta la popolazione. E allora a quel punto avere disponibili dei colleghi che possono costituire dei gruppi vaccinatori posti in varie parti della città, credo che sia una cosa estremamente importante. E quindi delle due l'una, perché prima il neocommissario Longo dice che non c'è disponibilità da parte del personale sanitario, quindi dei medici, a vaccinarsi, dopodiché invece rispondono i 5 presidenti degli ordini provinciali dei medici, partendo da Corcione, poi arrivando a Veneziano che abbiamo appena sentito, addirittura con una missiva che era datata 23 dicembre in cui chiedevano un incontro, perché ci sembra paradossale, e questo lo ha ribadito anche Minasi, che l'azione commissariale non tenga conto di un'interlocuzione con chi questo mestiere lo fa sul campo, lo fa quotidianamente. Peraltro abbiamo sentito dalle parole vive da Minasi a Veneziano, ma passando anche dai medici di base, che c'è una disponibilità addirittura dai pediatri, ai medici di base, ma anche ai medici in pensione, di contribuire a questa vaccinazione di massa, perché sappiamo che in questo momento potrebbe essere risolutiva, se non altro per raggiungere quella che poi verrà chiamata immunità di gregge, quindi ridurre i tempi, perché in questo momento addirittura noi siamo veramente fanalino di coda con una percentuale ridicola rispetto poi ad altre regioni italiane. Questo era il numero di Seven di questa settimana. Chiaramente noi ci vediamo domenica prossima per raccontarvi le pagine che scorreranno a partire da lunedì, e poi martedì abbiamo sentito questo importante incontro tra gli ordini dei medici calabresi e il neocommissario Longo. E poi comunque in ogni caso le nostre trasmissioni continuano, quello che noi vi consigliamo è di stare sul 10, questa è Tender, digitale terrestre, ci trovate facilmente, soprattutto perché siamo la televisione che 24 ore al giorno, tra TG e approfondimenti, prova a darvi la giusta informazione. Alla prossima!